Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Ed ecco ondeggia, pencola, urta, sbalza, risale, prende il vento. Ecco, pian piano fra un lungo dei fanciulli urlo si innalza. Si innalza e ruba il filo dalla mano, come un fiore che fugga sullo stelo. Fu proprio l'aquilone di Pascoli ad ispirare due badiesi che, ormai 51 anni fa, diedero vita alla sagra degli aquiloni. E l'età, la manifestazione, davvero non la dimostra. Il 25 aprile, in località Sperone Bova a Badia Polesine, come da copione, il cielo si è riempito di aquiloni e gli argini dell'Adige si sono popolati fin dalla mattinata per picnic o per la più classica delle grigliate. E poco importa se la coincidenza con le vacanze pasquali ha forse inibito le iscrizioni, la festa è stata comunque grande. È stata abbastanza frequentata la festa, tante persone sono andate in vacanza. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e spero che sia stato di grandimento. Gli iscritti quest'anno sono stati 871, quasi equamente divisi fra iscritti di Badia e fuori Badia. Come ogni anno, la manifestazione è stata organizzata dai volontari della Proloco, con il patrocinio del comune di Badia Polesine. Le iscrizioni sono state abbastanza sostenute, quindi non ci sarà nulla da lamentarsi, anche se la manifestazione è coincisa con le feste pasquali. Certo che quelli che erano abituati a venire qua sono tornati. Quest'anno l'aquilone salito più in alto è stato quello di Nicola Crepaldi di Frassinelle Polesine, mentre l'aquilone di Antonella Segato di Fratta Polesine ha vinto il premio per la soluzione tecnica e artistica per il secondo anno consecutivo. Fra le associazioni, poi, è stato premiato il gruppo del CTG La Mongolfiera, da sempre uno dei più numerosi festaioli. L'appuntamento, quindi, è per il 25 aprile 2012, con l'edizione numero 52.